Giorgio e Filippo Sorce, della famiglia Sitari, titolare ad Agrigento della celeberrima pizzeria al Villaggio Mosè, sbarcano su Sky, parola di chef Gambero Rosso, domani 10 novembre alle ore 17. Ascoltiamo Giorgio Sorce, al microfono di Gaetano Ravanà. Giorgio Sorge con il fratello Filippo, protagonisti stavolta una trasmissione di quelli che contano parecchio, visto che ti vedremo su Sky. Vi vedremo su Sky. Esatto, è una bellissima soddisfazione, anche un'emozione essere su Sky dopo la 7 e Alice TV e approdare su questa importante piattaforma per noi è una grande soddisfazione, soprattutto per la nostra attività, ma anche per i clienti e per tutta la provincia di Agrigento. Senti, voi avete fatto un percorso partendo dalla gavetta, no? Adesso nel giro di pochi anni, tutto sommato, vi è arrivato questo successo, eppure la vostra ambizione non si ferma. Noi puntiamo sempre in alto, quindi anche se per adesso stiamo lavorando bene, già da 10 anni, quindi è sempre importante stare sul pezzo, diciamo, tra virgolette, e formarci sempre e portare tantissime novità, puntare sempre sulla qualità assoluta e su un impasto sempre digeribile e soprattutto di qualità. Senti, non voglio farti anticipare granché, poi lo vedremo direttamente in TV, ma che cosa avete preparato, se è lecito sapere, per gli spettatori di Sky? Allora, abbiamo portato tre portate, di cui la nostra pizza, che è il nostro cavallo di battaglia, è una norma rivisitata sulla pizza, quindi abbiamo le melanzane, il pomodoro e la ricotta salata, poi il resto lo vedrete in TV. E poi abbiamo portato anche un padellino con la tattata di manzo e un antipasto che è un triplo quadrotto, quindi un impasto ad alta idratazione con crema di melanzane e il resto vi tocca vederlo. Pietanze che possono degustare naturalmente Certo, tutti i vostri clienti, no? li trovano ogni giorno in pizzeria e scritti anche sul nostro menù. Senti, per concludere, adesso Sky, poi mi sembra di aver capito che Sitari ha altre novità. Allora, abbiamo tantissime novità, tra cui quest'anno abbiamo preso di nuovo due spicchi e anche il premio territorio per quanto riguarda sempre il Gambero Rosso, quindi un premio speciale. Siamo su Sky e il 2024 sarà ricco di nuove eventi e nuove novità, quindi rimanete sintonizzati.